Bella raga, ciao a tutti del commento veneziano, ragazzi, siamo al Sachsenring, quarto posto in griglia, finalmente una qualificazione decente dai tempi del Qatar, che non mi qualificavo bene. Veniamo da due vittorie consecutive, in Olanda e Catalogna-Olanda, tre in totale nella stagione Qatar-Olanda e Catalogna. Siamo qua al Sachsen, anche al Sachsen possiamo vincere, siamo nella siamo nella fase centrale del mondiale, quindi nella fase cubendiana. Siamo con Valentino Rossi, in questo aspettando MotoGP 15, speriamo di fare bene. Andiamo, Gran Premio di Germania. Beh ragazzi, Gran Premio di Germania. Tempo nuvoloso, non mi piace questo tempo. Potrebbe arrivare la pioggia in Germania, speriamo di no. Occhio. Mamma, subito rischio, perdo un fracco di posizioni, ma puttana trota. Una volta che mi qualifico bene perdo posizioni. Attenzione al cume a sandwich, c'è patatone davanti. Guarda, va, Vardio, siamo sesti. Anzi settimi in questo momento. Guarda se dobbiamo perdere così tante posizioni. Non è stata una gran partenza per Veneziano. Comunque non ho il freno automatico. Qualcuno mi ha scritto il freno automatico. Raga, non ce l'ho, per carità di Dio, perché col freno automatico non vinci una gara. È bello e scarico così. Mi avete detto che sto bug c'è anche su console. Allora veramente non ho parole. Sto MotoGP è sto veramente tanto buggato. Spero che il 15 sia meglio, se no è l'ultimo anno che compro MotoGP, non stiamo girando bene per adesso. Non devono scappare via i primi, porca puttana, Marquez è primo. Guarda patatone, guarda che merda di uomo. Dai, che adesso primo giro serve di riscaldamento, c'è Brad Pitt davanti. C'è Brad davanti, c'è il porco. Giro record di Camomillo. Troppo larga. Dai che Brad è nostro, Giro record di Pitt, fioi. Record di Brad. Ciao Lorenzo il Magnifico. C'è Pedroso davanti, questo può essere positivo. Valentino sta recuperando come un pazzo scatenato. Grandissimo Vale. Sachsenring, un'altra gara favorevolissima veneziano. Prima che abbiamo davanti le due Honda che sono le più bastarde. Tipo hanno da 100 anni sta livrea, cioè potrebbero anche cambiarla sinceramente, Dai, fioi, dai. Boh, qua usciamo sempre alla grande, fioi. Ciao Marchetto, sverniciato Marquez. Adesso c'è Camomillo. Presa un po' esterna, questa ne approfitta Marquez, non va bene. Ma è che vogliamo la terza consecutiva, la quarta della stagione. Quanto ha rischiato qua Rossi, fioi. Final lap. Final lap, qua sbaglia forse Valentino, sì infatti. Mamma mia che lotta con le due onde, con i due spagnoli, mamma mia che gara. Non sbagliarmi adesso. Fastest lap di Rossi. Ma siamo terzi, chiaramente non è un buon risultato. Nelle gare favorevoli al Comenda devo vincerle, fioi. In verità anche se non vinco il mondiale non succede niente, alla fine è un aspettano GP15, però vorrei giocarmelo cazzo nelle mie gare. Non ho più molto tempo, fioi, Proviamo a entrare qua dentro, niente da fare. Le onde pompano, fioi. Sto rischiando il tutto per tutto, fioi. Ho paura che qua sarà impossibile arrivare primi. Mi butto adesso, Vale si butta. Vale si butta! Vale si butta, ma non basta. Madonna, che curva! Che curva di Rossi! E alla fine Rossi c'è, cosa ha fatto Rossi? Vittoria di Rossi all'ultima curva! Yes! Grande Kuma. Ci volevano questi 3 punti, 10, sti 25 punti, siamo quarti a meno 35, stiamo recuperando Beppe. E godo.
Mamma mia, cosa ho fatto, grande Vale.